siamo a Olbia, in provincia di Sassari, e stiamo per visitare il nuraghe Rio Mulino Kaabu Abbas. Questo nuraghe è veramente imponente e immenso, e per raggiungerlo basta identificare l'agriturismo Kaabu Abbas, e poco prima di arrivare al cancello trovate una stradina non molto visibile sulla destra, sulla quale cominciare ad arrampicarvi e arrivare qua in quel quarto d'ora, 20 minuti. Attrezzatevi bene, mi raccomando, e vi invitiamo a iscrivervi ai nostri canali social Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. Bene, partiamo con la visita? Certo, ma lo facciamo dopo la sigla! Questo imponentissimo nuraghe è stato costruito fra il XIV e il XIII secolo a.C. Si tratta di un monotorre immenso che è stato costruito su dei massi e, come potete vedere, era cinto da circa 220 metri di cinta muraria. Eu l'intendo, soffri tu che nie. Questo nuraghe è stato costruito appunto per poter tenere d'occhio gli eventuali nemici che potevano venire dal mare. Infatti, con una semplice occhiata si può vedere sia il mare che in particolare l'isola di Tavolara. Desespero che picata todas as ideas, trascinati dal vento che non si ferma più. Canta coro, questa vita mea. Canta mare, mudas a marea. Canta sole, luce incostanti. Canta coro, corra musari. Il nuraghe presenta due ingressi, uno in zona nord e l'altro in zona sud. Ora camminiamo qui sulla parte sommitale della Tholos. Qui possiamo vedere una sorta di piccola nicchia e anche un accesso verso sud per scendere. Non colata, sì, non proghete. Cercheremo quell'acqua che ci disseterà. Canta coro, questa vita mea. Canta mare, mudas a mare. Qui alla nostra sinistra vediamo questi gradini, forse per poter salire sulla parte più alta e sommitale di una torre di controllo eventualmente. Sulla mia destra
una nicchia, poi ancora un'altra nicchia. Qui vediamo un circolo che non sappiamo definire esattamente la sua funzione, magari se qualcuno lo sa ce lo metta nei commenti, grazie. E qui proseguiamo su questo livello del nuraghe. Come possiamo vedere, oltre ai singoli massi che compongono il nuraghe, abbiamo anche proprio intere pareti di masso naturale su cui poggia il nuraghe stesso, e qui un'altra buona parte della cinta muraria. Ovviamente non possiamo commentare, non ci sono parole per poter descrivere il panorama che si vede. Si è conclusa questa puntata, vi invitiamo a venire a visitare questa bellezza. Attrezzatevi bene, mi raccomando, perché c'è tutto un sentiero da fare per raggiungere questo magnifico nuraghe. Vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Iscrivetevi e mettete like, e che dire di altro. Godetevi questa magnifica vista con noi e alla prossima. Ciao!